Non c'è niente in pratica nel paese, anche basta vedere il centro dall'altra parte, tutto brutto. È sempre più difficile lavorare e comunque anche da parte della giunta e del comune non ci viene dato alcun sostegno, anzi. È una foto piuttosto impietosa quella che scattano i cittadini e i negozianti di Ponzano. 12.000 anime contando le frazioni di Paderno e Merlengo senza più un centro di aggregazione. Tra lo spostamento del supermercato alla rotonda di Paderno, la chiusura della parafarmacia e di una filiale di banca, lo spostamento delle attività del fotografo e del veterinario, si è assistito ad un vero e proprio esodo delle attività commerciali e dei servizi dalla zona nevralgica del paese. E Ascom lancia l'allarme. Penso alle persone anziane che devono andare in un negozio ad acquistare, devono essere per forza trasportate in auto e poi non possono farsi neanche una passeggiata perché ci sono pochi negozi aperti nel territorio. Per questo le associazioni di categoria chiedono un interessamento diretto dell'amministrazione. Chiediamo magari al Comune che ci aiuti istituendo la consulta delle attività produttive, la quale servirà per aggregare sia l'artigianato, il commercio e l'industria per dare un impulso positivo all'attività commerciale della zona. Una strategia urgente di rilancio commerciale, questa è la richiesta delle associazioni, confidando nel fatto che in altre realtà comunali l'attivazione della consulta per le attività produttive ha dato buoni frutti.